Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo, primo inizio settimana dell'anno e noi siamo pronti con tutte le ultime novità insieme alle stelle di Radio.0. Ariete, avrete pazienza, lucidità mentale e quell'incisività dialettica che da qualche tempo con Mercurio amico è diventata il vostro punto di forza. Mitigate la tendenza a polemizzare, organizzando magari nuovi e piacevoli svaghi in compagnia della dolce metà. Toro, grazie alla benevola luna in Capricorno, se tra gli amici c'è chi ha impellente bisogno di attenzione, conforto e solidarietà, voi non tiratevi indietro. Saprete dare un aiuto concreto anche a chi si trova in difficoltà, dimostrando una grande sensibilità emotiva. Gemelli, con Giove e Nettuno sfavorevoli in pesci, oggi curate i vostri interessi economici e non fatevi ingannare da soluzioni solo in apparenza vantaggiose. Siete delle persone veramente in gamba, lo dicono le stelle, anche capaci di affrontare qualsiasi evenienza vi capiti nella vita. Cancro, in amore le difficoltà si accavallano purtroppo come onde di un grande mare che vi trovate a dover attraversare, anche se possedete un mezzo di fortuna, ricordatelo. Se guarderete quella persona in modo più distaccato, voi sapete chi, vi accorgerete che possiede qualità e risorse inaspettate. Leone, Saturno e Urano vi sono contrari in questo lunedì. Invece di avventurarvi in nuove imprese, rispolverate quelle messe in stand-by perché vi daranno soddisfazioni insperate. Smussate poi le asperità del vostro carattere, rivitalizzate il rapporto di coppia magari con nuovi interessi culturali. Vergine, siete single? Affidatevi alle opportunità che in questo periodo vi vengono incontro, anche se dovreste essere più selettivi e lucidi nel giudizio. Se il cielo di oggi si tingerà di rosa, dovete ringraziare una sorridente luna nel segno del Capricorno. Bilancia, a causa di Venere ostile non potete esigere che la vostra relazione sia sempre ai massimi livelli di splendore, non pretendete l'impossibile. Mercurio favorevole vi farà comprendere meglio un collega, ne seguirà quindi una maggiore complicità. Scorpione, vista l'azione frenante e destabilizzante di Saturno avverso, sul lavoro si consigliano volontà e applicazione per consentire dall'altra parte a Giove di aiutarvi. La fatica delle feste farà emergere qualche fastidio psicosomatico, urge un irrinunciabile momento di riposo. Sagittario, se siete in difficoltà chiedete una mano senza indugio a un familiare. Rimandare la risoluzione significherebbe poi perdere del tempo prezioso. Saturno in sestile nell'Acquario vi conferisce maggiore stabilità in questi giorni, oltre che scelte mature e ragionate. Capricorno, il cielo odierno è pieno di stelle splendenti. Avrete un prezioso sesto senso per fare la cosa giusta al momento giusto, con una velocità e un'abilità invidiabili poi. La luna, complice di Giove, vi farà crescere l'ambizione verso importanti traguardi. Procedete ma con oculatezza. Acquario, Saturno campeggia nel vostro cielo, siete quindi chiamati ad affrontare la vita con più diligenza, impegno e pure serietà. Ne uscirete poi anche più saggi però. Non tralasciate un hobby che vi appassiona, in più per incombenze pratiche che possono anche aspettare questa volta. E chiudiamo infine con i pesci. Con Urano sorridente coglierete l'occasione giusta per parlare al partner di un progetto che cambierà radicalmente e piacevolmente la vostra vita. Corpo e anima vibreranno all'unisono per le attenzioni passionali ma anche romantiche di chi amate. Ed è tutto quindi anche per questo primo inizio settimana di gennaio e dell'anno. Dalle nostre stelle una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0